Le regioni non ammettono violenza, si impegnano per la pari dignità di tutti, devono essere capaci di smilitarizzare il cuore dell'uomo. È il messaggio di Papa Francesco nell'incontro interreligioso di Abu Dhabi. I cristiani devono essere profeti, l'invito del Papa all'Angelus prima dello storico viaggio negli Emirati Arabi, l'appello per la crisi umanitaria in Yemen stremato da un lungo conflitto. Da sabato prossimo impianti e piste aperti tutti i giorni fino al 10 marzo a Santo Stefano d'Aveto. Domenica intanto, nonostante il tempo incerto, in molti hanno provato la nuova pista rossa. La società di oggi rifiuta la sofferenza, ma è attraverso il dolore che si dona senso e umanità alla propria vita. Questa sera lo speciale Direttamente Su dedicato alla prossima giornata del malato. In lutto il mondo del commercio a Lavagna per la scomparsa di Nico Caffese. Aveva 80 anni, era molto conosciuto in città ed è stato l'anima del commercio lavagnese per un lungo tempo. Calcio Lega Pro, la Virtus Entella torna vittoriosa dalla trasferta sul campo di Pistoia. In Serie D, sconfitta della Lavagnese e rinvio per Sessi Levante Savona a causa di un infortunio all'arbitro. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Le religioni non ammettono violenza e terrorismo, ma si impegnano per la pari dignità di tutti, per aiutare la riconciliazione, per essere voci degli ultimi e capaci di smilitarizzare il cuore dell'uomo. È il forte messaggio del pontefice nell'incontro interreligioso al Founders Memorial di Abu Dhabi. Al termine la firma del documento comune sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. La libertà è un diritto di ogni persona. Ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. E quanto si legge nel documento firmato questo pomeriggio da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar al termine dell'incontro interreligioso al Founders Memorial di Abu Dhabi. Il primo viaggio di un pontefice negli Emirati Arabi si è chiuso con la firma in calce a quello che da più parti è visto come un passo di grande importanza nel dialogo tra cristiani e musulmani e un potente segno di pace e di speranza per il futuro dell'umanità. Quella pace che Francesco ha chiesto a gran voce nel suo discorso, ricordando lo storico incontro di 800 anni fa tra il fraticello di Assisi e il sultano al-Malik al-Khalim, e spiegando di aver colto l'opportunità come fratello che cerca la pace tra i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace, siamo qui per questo. Una pace che va salvaguardata entrando insieme, ha spiegato il Papa, in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo, l'arca della fratellanza. E il dialogo costante, quotidiano ed effettivo l'altro accento che tocca Francesco per custodire la famiglia umana. Nessuno deve strumentalizzare le religioni per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo e al fanatismo cieco, oppure usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Altro compito che il Papa ha indicato per le religioni è stato quello di far germogliare i semi di pace come una convivenza fraterna fondata sull'educazione e sulla giustizia, uno sviluppo umano edificato sull'inclusione accogliente e sui diritti di tutti. Oggi l'urgenza per Francesco è contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore dell'uomo. Insieme, fratelli dell'unica famiglia umana voluta da Dio, impegniamoci contro la logica della potenza armata, contro la monetizzazione delle relazioni, l'armamento dei confini, l'innalzamento di muri, l'imbavagliamento dei poveri. A tutto questo opponiamo la forza dolce della preghiera e l'impegno quotidiano nel dialogo. E ora facciamo un passo indietro. Il pontefice, durante il volo che lo portava ad Abu Dhabi, ha ricevuto dal fotografo dell'ANSA, il genovese Luca Zennaro, una lettera del sindaco Marco Bucci, una bandiera della città di Genova con la croce di San Giorgio e una maglietta col ponte Morandi usata per le partite di beneficenza. Vedete questa immagine fotografica molto significativa. Un dono inaspettato ma molto significativo che ha commosso il pontefice, che dopo aver salutato tutti i
giornalisti e si è nuovamente fermata a salutare il fotografo. Abbiamo ancora nella mente le parole che ha voluto usare nei confronti della nostra comunità subito dopo la terribile tragedia del crollo del Ponte Morandi dello scorso agosto. Parole che sono state di grande conforto, che ci hanno aiutato a risollevare i nostri animi per ricostruire la città. È un passo della lettera che il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha inviato al Papa attraverso il fotografo Luca Zennaro per ringraziarlo della attenzione che ha avuto per la città di Genova. Dio vuole la fede, loro vogliono i miracoli, i segni. Dio vuole salvare tutti e loro vogliono un Messia a proprio vantaggio. Papa Francesco commenta così il rifiuto dei compaesani di Gesù all'inizio del suo ministero e dice che anche oggi la profezia autentica è chiamata a pagare un duro prezzo. Nel dopo Angelus, l'appello per lo Yemen e poi la giornata per la vita, l'impegno per la pace della CR e infine un accenno al prossimo viaggio. La sintesi di Radio Vaticana. La vediamo insieme. Gesù, nel vivere la missione affidatagli dal Padre, sa bene che deve affrontare la fatica, il rifiuto, la persecuzione e la sconfitta. Tutto questo però non lo scoraggia. Così il Papa all'Angelus, anche il mondo di oggi prosegue, ha bisogno di vedere nei discepoli del Signore dei profeti, delle persone cioè coraggiose. Persone che seguono la spinta dello Spirito Santo, che le manda ad annunziare speranza e salvezza ai poveri e agli esclusi, persone che seguono la logica della fede e non del miracolismo, persone dedicate al servizio di tutti, senza privilegi ed esclusioni. Dopo la preghiera dell'Angelus, il primo pensiero di Francesco va alla grave crisi umanitaria nello Yemen, poi all'odierna giornata della vita che richiama tutti a un concreto impegno per favorire le nascite e ancora l'affettuoso saluto ai ragazzi dell'Azione Cattolica di Roma presenti in piazza, a cui il Papa ha augurato di essere testimoni di pace e di fraternità. Infine un accenno all'imminente viaggio negli Emirati Arabi. Tra meno di un'ora partirò per un viaggio breve ma importante negli Emirati Arabi Uniti. Per favore accompagnatemi con la preghiera. A Rapallo sono iniziati gli interventi di mini dragaggio attorno all'imbarcazione Suegno che dalla mareggiata di fine ottobre si trova semiaffondato nello specchio di mare antestante la passeggiata. Saranno necessari circa 10 giorni di dragaggio per rimettere lo yacht in galleggiamento e successivamente rimuoverlo, ha spiegato il sindaco Carlo Bagnasco. Una volta completata questa operazione si potrà procedere con rimozione delle altre barche arenate in zona Cavallini e Lido, operazione fino ad oggi impossibile proprio perché il Suegno impediva l'accesso ai pontoni. Al via questa mattina anche i lavori di messa in sicurezza a cura del privato proprietario degli immobili degli alberghetti di via Gramsci. L'Ascom di Rapallo ha organizzato una serie di incontri con Aprica, il nuovo gestore del servizio di nettezza urbana, per permettere di chiarire eventuali dubbi in merito alle nuove regole di raccolta e di conferimento dei rifiuti. Visto il grande interesse dimostrato dagli associati, si è pensato di suddividere gli incontri in 2 giorni. Il primo si svolgerà domani pomeriggio nella sala consigliare del municipio di via Piazza delle Nazioni e si articolerà in 2 momenti. Il primo alle 14 rivolto alle attività commerciali e un altro invece alle 16 rivolto al comparto somministrazione. Mercoledì invece alle 21 presso l'Hotel Europa di via Milite Ignoto 2 Ascom organizza un incontro tra gli operatori economici e i rappresentanti dell'amministrazione comunale per fare il punto sullo stato dei lavori pubblici che stanno interessando gran parte della città. Una domenica all'insegna dello sci, quella andata in scena a Santo Stefano d'Aveto, dove grazie alla neve di sabato gli impianti hanno potuto finalmente aprire. Nonostante il tempo non bellissimo, in tanti hanno utilizzato gli impianti di risalita per provare la nuova pista rossa. Da sabato prossimo poi tutto sarà pronto per l'apertura giornaliera che durerà sino al prossimo 10 di marzo. Sentiamo. Siamo molto soddisfatti della presenza che c'è stata domenica, anche abbastanza inaspettata, visto che il meteo comunque non era dei più positivi.
positivi. Alla fine si è sciato, non sotto il sole, ma la neve quella sì. Alla fine, dopo la pioggia di venerdì, è ritornata a coprire le piste del comprensorio della Val d'Aveto, dove nella sola giornata di domenica in tanti sono saliti per passare una giornata di sport e di relax tra le vette dell'Appennino. Di fatto è stata tenuta a battesimo la pista rossa, nel tracciato rinnovato e omologato Fisi. Siamo molto soddisfatti e penso che anche l'utenza abbia apprezzato questa rivoluzione un po' dei tracciati che sono stati ritoccati nei punti critici, quindi sicuramente per la sciatore una pista che come tracciato è rimasta uguale, però completamente diversa, come larghezze, come pendenze, è stata rivista un po' tutta. Quindi abbiamo visto anche che domenica anche chi l'ha fatta ha notato che c'è stato un grosso lavoro. Speriamo di continuare nei prossimi anni e di migliorarci ancora. Per quest'anno direi che comunque il lavoro fatto è stato apprezzato e l'omologazione comunque per noi è un grandissimo risultato. Una pista che a breve, il 23 e il 24 febbraio, ospiterà per la prima volta in Liguria le gare giovanili provinciali e regionali organizzate dallo Sci Club di Santo Stefano d'Aveto e che insieme a tutte le altre strutture, la pista blu, il baby park e i 2 rifugi, sarà aperta tutti i giorni fino al 10 marzo a partire da sabato prossimo. Prima volta viene fatta, è un grosso impegno per la nostra società anche a livello sia economico che di tempo, e speriamo che sia ben accettata dall'utenza e che ci vengano a trovare in molti qua sui nostri monti liguri. Chiunque ci voglia raggiungere sicuramente anche delle scuole, gruppi o quant'altro non può altro che, gli basta contattarci, noi siamo sempre aperti e disponibili ad ospitarli. In settimana comunque abbiamo un'offerta molto vantaggiosa per ski pass più pranzo a 28 euro, ski pass più panina a 25 euro, che sono 2 prezzi molto competitivi per chi viene da lunedì a venerdì a trovarci. Speriamo che sia apprezzata e vengano numerosi. Ha lasciato quest'oggi lo stabilimento Fincantieri, arriva a Trigoso a bordo di una chiatta, la Spartaco Skregat, la 9ª fregata multimissione del FREMM, costruita nei cantieri navali Rivani e Varata lo scorso 26 gennaio. Vediamo proprio le immagini di questo pomeriggio. La nave raggiungerà adesso lo stabilimento del Muggiano di La Spezia, dove verrà completato l'allestimento. Passiamo alla cronaca perché un brutto incidente è occorso a un 60enne che questa mattina, mentre era intento a tagliare legna in un bosco in località Conio a Missano, nel comune di Castiglione Chiavarese, è stato colpito dalla pianta stessa che stava tentando di abbattere. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno, l'uomo era sul posto col figlio, travolto dalla caduta dell'albero. Il malcapitato è finito una 50ina di metri sotto la strada in una zona particolarmente impervia, sterrata e fangosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e l'automedica del 118. L'intervento per i vigili del fuoco è stato piuttosto articolato sia per raggiungere il ferito sia per stabilizzarlo e portarlo sulla strada principale. È stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero Pegaso 3 del 118 proveniente da Massa Carrara. Il velivolo è atterrato sul piazzale del campo di Missano, dove il 60enne è stato trasportato a bordo dell'ambulanza di San Pietro Vara. L'uomo era cosciente, benché abbia riportato diversi traumi sul corpo. È stato disposto quindi il trasferimento all'ospedale Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena in codice rosso. Intervento difficoltoso e pericoloso sabato sera per i vigili del fuoco di Chiavari. Alle 19 circa sono stati chiamati in azione in località Bevena, comune di Borzonasca, per un incidente stradale. Una Panda, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada in una curva e si è ribaltata rimanendo in bilico su una scarpata. Dei 3 occupanti solo uno è riuscito a uscire e chiedere aiuto. Gli altri 2, un uomo e una donna anziani, sono rimasti bloccati all'interno della vettura. La squadra ha provveduto ad ancorare la macchina in modo che non scivolasse nel dirupo, dopodiché con l'aiuto dei militi e con molta difficoltà per rischio di scivolare loro stessi a valle, hanno estratto le 2 persone ferite che sono state affidate alle cure dei sanitari. La società di oggi dedica sempre meno tempo alla sofferenza, eppure è attraverso il dolore che si costruiscono relazioni umane, si ricostruisce e si dà senso alla propria vita. Ne è convinta la psicologa dell'Hospice di Chiavari, Giorgia Gollo, intervenuta nei giorni scorsi alla scuola del clero dei sacerdoti della diocesi, una riflessione preziosa in vista della giornata del malato. Vediamo. Di fronte alla fragilità la prima reazione è quella di scappare. Perché invece provare a stare dentro una fragilità? Quale restituzione di umanità è possibile?
Io dico sempre il dolore avvicina, molto più di quanto noi immaginiamo. Sperimentiamo nella condivisione del dolore una vicinanza rispetto proprio alla vicenda umana, con la U maiuscola mi viene da dire, che ci permette di sentire veramente il contatto con gli altri, che poi dà un senso, no? Anche alla nostra vita, al nostro aspetto, al nostro dare amore anche. Prendersi cura e ascoltare la fragilità dell'altro, in che relazione sta con l'ascoltare e il prendersi cura della propria fragilità? Guardare la fragilità dell'altro ci mette in contatto con le nostre fragilità. Allora laddove noi ci assumiamo anche un po' il rischio e la responsabilità nello stesso tempo di noi stessi, impariamo a conoscere quelle che sono le nostre reazioni, le nostre paure, le nostre fragilità, il nostro ascolto diventa assolutamente più autentico e più utile all'altro. Laddove invece scegliamo, come dire, di non ascoltare, ahimè spesso l'istinto ci porta un po' a farlo, allora la reazione di fuga diventa poi quella anche forse un po' l'unica possibile, perché il dolore dell'altro allora ci spaventa, perché rischia di essere quell'elemento che fa togliere il coperchio al nostro di dolore. Papa Francesco più volte sottolinea la cultura dello scarto del nostro tempo. La fragilità può essere oggi uno scarto possibile, può essere riscoperta invece come una risorsa e un valore. Anzi, in realtà è proprio quello di cui abbiamo bisogno nella società di oggi, in una società in cui dai mass media, ai social network ancora di più, ma anche nell'educazione dei nostri ragazzi tendiamo a dare loro un'immagine sempre positiva. C'è la tendenza, no, a mostrare le nostre vite un po' come una vetrina in qualche modo, e questo non ci permette più di metterci in comunicazione con quelle che sono le nostre sofferenze, che ci aiutano poi anche a guidare delle nuove scelte che ci portano verso un benessere, perché naturalmente tendiamo verso la felicità in qualche modo, ma possiamo arrivarci solo passando attraverso una sofferenza e guardando, mi viene da dire, quelle che sono anche le fragilità un po' della società di oggi. Penso ai deboli, penso agli emarginati, penso alla povertà, penso alla grossa tematica dell'immigrazione. Io credo che questo non vedere, non voler sapere ci renda poi in qualche modo più aridi, ma anche meno in contatto con noi stessi e quindi meno felici. Questa sera la trasmissione direttamente su sarà dedicata proprio alla giornata del malato. Ospiti in studio il responsabile diocesano della pastorale della salute Don Mario Cagna, Giorgia Gollo, Luca Manfredini, direttore dell'Hospice del Gaselini di Genova. Sarà l'occasione per parlare dell'incontro di ieri tra il vescovo e gli operatori sanitari e di come la società di oggi può essere educata al tema della sofferenza e della terminalità. L'inizio è alle ore 21:10 su Telepace 1 in diretta. Superata la soglia di 2.500.000 visualizzazioni per il canale YouTube di Telepace, 4.053 invece gli iscritti che seguono i contenuti di questo spazio, nel quale vengono pubblicati ogni giorno la produzione video dell'emittente televisiva diocesana. Un traguardo importante che conferma l'apprezzamento dei nostri telespettatori per l'offerta televisiva proposta e che da alcuni anni a questa parte è fruibile anche su PC e telefonini di ultima generazione. La fascia di età tra i 35 e i 55 anni, quelle che utilizza maggiormente YouTube per la visione delle trasmissioni e dei servizi trasmessi ogni giorno sul digitale terrestre. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna, i funerali di Nico Caffese, 80 anni, storico presidente dei commercianti lavagnesi. Lascia la figlia Marta con la mamma Franca, la sorella Marisa, i fratelli Mauro e Pierluigi. Per desiderio della famiglia, chi volesse ricordare Nico con fiori può invece devolvere un'offerta alla Croce Verde Chiavarese, sezione di Lavagna. Un ricordo. Un signore dai modi d'altri tempi, un pioniere nel comprendere che il commercio, senza eventi e manifestazioni, rischia di ripiegarsi su se stesso. Domenico Caffese, conosciuto da tutti come Nico, si è spento dopo aver convissuto con la malattia per diverso tempo. Il mondo del commercio di Lavagna lo piange oggi e lo ricorda per le intuizioni che hanno reso l'associazione Commercianti e Artigiani da lui promossa estremamente all'avanguardia nel dare vita alle estati comprese fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Storico commerciante in tessuti, attività oggi tramandata alla figlia Marta, Caffese aveva promosso eventi e manifestazioni con apertura serale dei negozi in un tempo in cui questo genere di iniziative era ancora di là da venire per i colleghi delle città vicine. La famiglia Caffese è una storica famiglia di Lavagna. Lo zio è stato medico condotto per centinaia di famiglie, un altro zio è stato l'ultimo rettore del santuario di Nostra Signora del Carmine, prima che l'incarico venisse ricoperto di fatto dal parroco della Basilica di Santo Stefano. Uomo dai modi cortesi, ma deciso nel portare avanti ciò che credeva importante fare, ha sempre lavorato per il bene comune, sottolinea oggi la presidente dei commercianti Loredana Castagnino, spendendosi per iniziative che portassero beneficio a tutta la categoria e più in generale a tutta la città.
È stato una guida per tanti negozianti e ha tracciato una strada che poi è stata percorsa per molti anni e continua anche oggi ad essere rivitalizzata, nonostante le difficoltà generali e particolari degli ultimi anni. Uomo dallo spirito forte, seguiva quello che accadeva anche quando gli acciacchi non gli consentivano di stare più in prima linea, cercando di darsi comunque da fare per ciò che la salute gli permetteva e non negandosi anche qualche sosta in negozio, dove manteneva la battuta pronta per i clienti che entravano, come fanno i commercianti, insomma, quelli testimoni di uno stile che non c'è più, perso nella spersonalizzazione degli acquisti e nella cancellazione del rapporto di fiducia reciproca fra venditore e cliente. E forse anche questo che gli amici oggi piangono insieme a lui. Dopodomani alle 11 nel complesso monumentale di Sant'Ignazio a Genova si svolgerà la cerimonia per ricordare la persecuzione e l'esodo degli italiani dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Intervengono il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana e Giovanni Stelli, residente della Società di Studi Fiumani. Chiude la seduta la premiazione degli studenti liguri che hanno vinto la 18ª edizione del concorso regionale Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia. Mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli. Domani mattina alle 10:30 gli studenti del plesso di Borzonasca dell'Istituto Comprensivo Valli e Carasco incontreranno il calciatore punta del Genoa Christian Kouamé. L'evento fa parte del progetto didattico curato dall'Associazione Club Genoani volto a promuovere i valori dell'aggregazione e dell'integrazione trasmessi dallo sport. Il progetto si svolgerà in diverse fasi. I ragazzi realizzeranno un'intervista al calciatore e poi prepareranno alcuni elaborati che verranno esposti presso il Museo del Genoa al Porto Antico di Genova. I lavori verranno poi votati da una commissione su Facebook e premiati con materiali di cancelleria. Gli alunni inoltre potranno partecipare anche in omaggio a una partita del Genoa. E ora vediamo insieme la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti per martedì 5 febbraio. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. Sempre a Chiavari, a Palazzo Rocca, dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico. Su prenotazione è possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. Alle 10 nello spazio Coop all'interno dell'ipermercato Ileudi di Carasco porterà la sua testimonianza di sopravvissuto ai campi di concentramento Gilberto Salmoni, presidente Ligure Anne, Associazione Nazionale Ex Deportati. L'Accademia Culturale di Rapallo propone un incontro con Matteo Capurro sul tema Il Cavalier Bernini, trionfi e barocchi. L'iniziativa si svolgerà dalle 16 nella sede di Villa Tigullio. Nell'ambito del 14° corso di cultura genovese alle 16:30 alla Sala Libellara in via Rivarola a Chiavari si svolgerà una lezione su La famiglia a Genova e in Liguria tenuta dalla storica Barbara Bernabò. Alle 17 nella sala consigliare di Palazzo Doria Spinola a Genova si svolgerà la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro al merito civile concesse dal Presidente della Repubblica alla memoria di Vincenzo Lastrini e Franco Zoppoli, rispettivamente capo gabinetto e funzionario della Prefettura di Genova, arrestati dalle SS il 29 settembre del 1944 e deportati nel campo di concentramento di Mauthausen. Alle 18 al Teatro Massone di Pieve Ligure si svolgerà il laboratorio di focaccia al formaggio a cura di Matteo Moretti dedicato ai più piccini. Prima lezione del corso per diventare volontario di Croce Rossa nelle diverse sedi del territorio a partire dalle 20:30 si potrà approfondire la conoscenza ed iniziare un percorso di formazione. Per informazioni è possibile contattare lo 0185 32 1919. E dopo la scheda degli appuntamenti parliamo di sport, in particolare calcio, la Serie C Lega Pro, una Virtus Entella concreta. Riesce ad espugnare il campo della Pistoiese aggiudicandosi il match per 2-0. Le reti al quarto di Ardizzone e al 54esimo di Mancosu. Non era una partita semplice con i toscani reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Gozzano. Boscaglia, dopo aver fatto rifiatare quasi tutti i titolari nel match di Coppa Italia di mercoledì, ha ripresentato per intero l'11 che aveva dominato il Cuneo con il ritorno di Belli e Pellizer e Ardizzone al posto di Eramo febbricitante. Sentiamo i commenti a fine gara. Sì, bene, contro una squadra tra l'altro forte che oggi ci ha reso la vita difficile, come comunque avevamo pronosticato.
Siamo stati bravi a passare subito in vantaggio e poi abbiamo, secondo me, arginato bene il loro furore agonistico. Si sono resi pericolosi su qualche piazzato perché comunque è una squadra fisica. Noi secondo me potevamo raddoppiare subito, abbiamo sbagliato un gol incredibile, ma poi anche loro hanno avuto un paio di occasioni importanti. Secondo tempo ci siamo abbassati un po', ma di proposito, perché con la squadra lunga, prendendoli alti, ogni volta che giocavano palla lunga ci allungavano troppo. Abbiamo sofferto molto meno, abbiamo fatto il secondo gol, secondo me abbiamo retto molto bene. Era una partita a cui tenevo particolarmente perché ancora non avevo avuto la fortuna di giocare contro la Pistoiese e comunque poi è andata bene per noi visto che abbiamo portato a casa i 3 punti che sono importantissimi per il nostro campionato. E siamo stati cinici anche se nel primo tempo con l'azione di Mota potevamo andare sul 2-0 e gestire meglio la partita. Però credo che alla fine, nonostante le loro ripartenze dove potevamo fare un po' meglio, abbiamo meritato la vittoria. Un gol importante che ha sbloccato una partita difficile e che poi avete avuto la possibilità di gestire nel corso sia del primo che del secondo tempo. Sì, è stato importante sbloccarla subito perché sappiamo che in questi campi poi è difficile, man mano che va avanti la partita, poi anche con la pioggia, loro sono una buona squadra. Quindi sbloccarla subito è stato importante, dovevamo gestire un po' meglio la partita e cercare di raddoppiare lì con l'occasione di Mota, però poi per fortuna Andrea ha fatto delle parate importanti e siamo riusciti a portare a casa questo risultato che è importantissimo. Passiamo ai dilettanti, la Serie D, sconfitta della Lavagnese sul campo del Lecco Calcio. I bianconeri sono andati in svantaggio al 13° del secondo tempo con la rete di Danna. Raddoppio avversario è arrivato al 24° con Segato e allo scadere della partita al 45° del secondo tempo la rete del definitivo 3-0 di Pedrocchi. Sospesa invece la gara tra Sestri, Levante e Savona per un infortunio occorso all'arbitro al 4° minuto di gioco. Vedete le immagini. Invariate le posizioni in classifica, Lavagnese 28 punti, Sestri Levante 23. Nel prossimo turno il Sestri Levante sarà ospite della Fezzanese, mentre la Lavagnese a Riboli riceverà l'Arconatese. Passiamo al nuoto, il tigulino Edoardo Stochino, portacolori dei nuotatori genovesi e delle Fiamme Oro, ha conquistato il 3° posto nella 45ª maratona acquatica disputata nel porto di Santa Fe in Argentina. L'atleta cogornino, partito per affrontare una gara di 57 km, si è ritrovato a gareggiare per una competizione in versione ridotta a meno di un terzo. Il percorso di gara a poche ore dal via è stato ridotto a causa dell'eccessiva altezza delle acque dei fiumi che secondo il comitato organizzativo non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie per i nuotatori. Il nuovo percorso è stato così allestito nel porto di Santa Fe con un circuito da percorrere 6 volte per un totale di 15 km. Stochino è stato nel gruppo di testa per tutta la gara con gli altri 2 italiana, Ercoli e Ghettini, il macedone Agef e il brasiliano Evangelista. Allo sprint finale solo gli italiani a prendere il largo col genovese Francesco Chettini alla sua prima Santa Fe Coronda a toccare davanti a tutti in 3 ore e 19 minuti e 68 centesimi, secondo Simone Ercoli in 3:19 e 97, terzo Stochino a 3:19,94. Vittoria italiana anche per le donne con Barbara Pozzobon che ha chiuso a 3:20,41. Si chiude così questa edizione atipica della Santa Fe Coronda che ha dato inizio all'edizione 2019 della FINA Ultra Marathon Swim Series, di cui Stochino è campione in carica. Prossima tappa 9 febbraio in Argentina, 21ª maratona acquatica città di Rosario. E questo pomeriggio l'amministrazione comunale di Sestri Levante ha consegnato una targa di riconoscimento per meriti sportivi a Enrico Medone, runner e maratoneta. Medone ha partecipato a numerose maratone in Italia e nel mondo e si accinge a partecipare a una nuova impresa, la Maratona di New York, in calendario domenica 3 marzo. Una nuova grande impresa per un atleta del territorio, commenta la sindaca Ghio, che abbiamo voluto omaggiare con una targa che riconoscesse il grande impegno profuso quotidianamente nella pratica sportiva. Lo sport è anche un mezzo di conoscenza e di amicizia che unisce popoli e culture diverse. Per questa ragione abbiamo investito Enrico Medone della carica di ambasciatore di Sestri Levante con un dono rappresentativo di Sestri Levante da consegnare proprio alla città di Tokyo.
Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come sempre, è in programma per domani alle ore 12:45 con Tigullio Oggi. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.